La prima mossa è arrivata da un'azienda del settore energetico che ha bussato alle porte del comune di Padova, mettendo sul piatto 100 milioni di euro per l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale in cambio della gestione del riscaldamento di questi. Considerando che 107 sono scuole più o meno datate e che ogni anno Palazzo Moroni spende 8 milioni di euro per questo capitolo di spesa, i conti sono presto fatti. Vuol dire mettere i fissi, cambiare tutto per efficientamento, consumo zero. Per cui tanto per dire 107 scuole, tanto per dire cosa è importante. Ovviamente è una proposta che adesso sarà vagliata dai nostri tecnici, molto interessante, che dura 20 anni, che è un investimento circa di questa azienda circa di 100 milioni di euro, con risparmio importante per quanto riguarda il comune per continuare a pagare la stessa bolletta. Dopo il via libera della giunta partirà una gara. Occorrerà procedere con un partenariato pubblico-privato che prevede naturalmente l'individuazione del soggetto proponente e poi la vera e propria gara per l'affidamento della realizzazione dei lavori. Sapere per l'ente a fronte delle risorse che già mette a disposizione in bilancio di anno in anno, ritrovarsi alla fine di questo percorso amministrativo ad aver riefficientato tutti gli edifici è qualcosa di molto significativo, infatti la portata è oltre i 100 milioni di investimento possibile. Padova è il primo comune in Veneto a procedere con un simile contratto EPC che stanno già valutando altri grandi municipi in Italia.